Qualche campo coltivato, fazzoletti di orti dove sventola la bandiera italiana, villette, palazzoni e tanti, troppi monumenti al degrado. A bordo del Malpensa Express, dal Terminal 1 alla stazione di Cadorna, anche la zona boschiva sembra brulla, come se un incendio avesse devastato tutto. Per un giorno abbiamo voluto vedere quello che vede qualsiasi passeggero atterrato all'aeroporto ed è diretto a Milano. Quasi nessuno guarda il paesaggio dal finestrino perché ha gli occhi incollati al telefonino, ma se cercassi di capire dove si trova, lungo il tragitto vedrebbe soprattutto una sfilata di capannoni in rovina, con la scritta vendesi e affittasi, depositi con le finestre rotte, casette sgangherate di legno. Se questi edifici siano abbandonati o dentro ci lavori ancora qualcuno, non si capisce dal treno. In un caso o nell'altro i muri di cinta sono sgretolati, con rifiuti ovunque e soprattutto sono ricoperti da ogni genere di scritta e graffiti. I writers si sono letteralmente impadroniti di questa terra di mezzo e forse non si può dare loro torto. Anzi, bisognerebbe ringraziarli. Se non altro, i passeggeri stranieri a bordo del Malpensa Express penseranno che questa è una terra di artisti.